Qui Parlamento. Eccoci qua, con un po' di ritardo, con noi come tutti i lunedì, e lo ringrazio, Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Riccardo, grazie e scusami per questo slittamento temporale. Tranquillo, buongiorno a tutti. No, l'abbiamo avuto perché avevamo con noi Gianloreto Carbone, lo storico inviato di Chi l'ha visto, che è stato il primo a fare per una TV un servizio documentato sulla vicenda della strage di Erba, sulla quale io torno finché non ci saranno risposte, perché è una questione che va ben al di là del caso che riguarda due persone, riguarda tutti noi, perché è un caso emblematico di come la giustizia possa essere utilizzata in maniera distorta, no? Allora Gianloreto Carbone ci ha detto una cosa molto grave. Ci ha confermato una cosa molto grave, cioè che qualcuno è intervenuto per stoppare una trasmissione del servizio pubblico radiotelevisivo della RAI, facendo pressioni su Federica Sciarelli affinché non andasse in onda un servizio già pronto, già vistato, già visto da tutta la redazione, dal direttore di rete, eccetera, eccetera, sulla strage di Erba tanti anni fa. Nel frattempo sono passati più di 10 anni, 12 anni, e sono 12 anni di carcere per due persone, sulle quali ancora girano i dubbi, come tu ben sai, no? Allora, questo qui è un fatto di rilievo. Io all'epoca chiesi a Johnny Crosio della Lega e al deputato e al parlamentare di Forza Italia Lainati, che era presidente della commissione di vigilanza RAI, se rispondesse al vero quello che aveva dichiarato uno degli autori di Chi l'ha visto, cioè Pino Rinaldi, che aveva ricevuto pressioni per non mandare in onda il servizio del collega che abbiamo appena intervistato, no? Che ci ha appena parlato, il quale ci ha confermato che questa pressione è arrivata, è pesantissima. Allora, per completezza, io direi che forse qui è il caso di far luce, no? Magari un'interrogazione parlamentare ci sta per capire cosa è successo, perché questa mancanza qui ha intanto fatto venir meno un dovere del servizio pubblico, c'era già tutto il servizio pronto. Secondo, ha condizionato in parte anche l'esito sicuramente mediatico, ma giudiziario della vicenda, perché eravamo alla vigilia della pronuncia di terzo grado di Cassazione. E soprattutto ha impedito di accertare alcune cose che poi sono venute fuori con colpevole ritardo negli anni, con grandissima fatica negli anni successivi. Quindi qualcosa che non torna qui è evidente e chiama in causa anche il Parlamento, perché l'autore della trasmissione ha detto che sono arrivate pressioni anche dalla commissione di vigilanza RAI, cioè non solo altre pressioni, ma anche qui. Io non voglio farla troppo lunga, però questa è una cosa grave, perché se al posto di Olindo e Rosa ci fossi io, mi incazzerei non poco e avrei soprattutto la sensazione di vivere in un paese malato, per usare l'aggettivo che ha usato il dottor Tarfusser nella sua richiesta di revisione. Il silenzio della politica su questo caso per me è abbastanza vergognoso, te lo dico in maniera molto chiara, Riccardo. Poi naturalmente il tuo punto di vista mi interessa moltissimo, perché sei una persona sempre onesta e chiara, no? Allora, a me mi inquieta questa vicenda qua, ma non perché mi sono fissato io o Gianloreto o gli avvocati difensori, ma perché qui sono in gioco dei beni pubblici indisponibili. Cioè l'esercizio della giustizia deve essere garantito in maniera non malata, per usare un aggettivo chiarissimo che ha usato il procuratore. E per non essere in un campo malato bisogna che le domande abbiano delle risposte, no? Assolutamente sì, e per quanto riguarda quello che dicevi prima, è evidente che se hai avuto una testimonianza di questo tipo è giusto approfondire e chiedere in vigilanza RAI piuttosto che insomma sì, sarà la questione della vigilanza RAI, direi, più che altro, insomma, per chiedere cosa sia successo e se insomma chi presuntamente ha fatto pressioni dia delle spiegazioni, perché sarebbe molto grave, ma in generale è grave tutta questa vicenda che Sì. già tu sei coerente, cioè tu da sempre hai sollevato negli anni in radio dei dubbi su quello che stava accadendo, e devo dire che insomma adesso c'è la richiesta formale di revisione del processo, quindi devo dire che c'è un magistrato che in qualche modo sposa la tesi che qualcosa sia andato storto durante le indagini e durante il processo. Io l'altra sera per caso ho guardato una trasmissione, non so se probabilmente erano le Iene, in cui veniva fuori o dettagliavano, diciamo, la richiesta di revisione, dove praticamente pare che siano state utilizzate come confessioni delle dichiarazioni fatte dallo psicologo, fatte dai due insomma, da Olindo Rosavazzi e dallo psicologo su richiesta dello psicologo stesso, quindi c'è stata una sì, quelle non erano confessioni, era un atto che doveva rimanere in disponibilità della un atto difesa. privato che doveva servire a fargli avere un attenuante. È come se la radiografia o il tuo esame ginecologico lo mettessero in televisione. Esatto,
esatto, no, tra l'altro usarlo per un fine diverso da quello che serviva, insomma. E quindi poi c'è la storia che già si conosceva, insomma, delle accuse incrociate con la promessa diciamo di salvataggio di uno piuttosto dell'altro coniuge, quindi qualcosa di strano c'è. Poi se è vero come pare che non ci fossero tracce dei due condannati né sulla scena del delitto, né tantomeno ci fossero tracce che potevano arrivare dalla scena del delitto in casa loro, insomma questa mi pare una prova abbastanza schiacciante. E l'hanno fornita i RIS di Parma, non l'ha fornita chi altri. Esatto, quindi questo insomma diciamo che ci sono più elementi di dubbio, e ripeto, se addirittura un magistrato, che sappiamo che insomma in quel mondo lì diciamo che a volte si tende a coprirsi l'uno con l'altro, questa storia dimostra che ci sono però anche magistrati invece coraggiosi che perseguono la verità e a cui dobbiamo dire grazie, perché alla fine ora speriamo dalla revisione di avere un chiarimento, e se sono stati condannati ingiustamente che queste due persone possano riavere quantomeno un indennizzo di quello che non si può riparare, perché insomma anni di carcere da innocenti non si possono riparare in nessun modo, ma insomma che possono terminare la loro vita per quanto possibile in serenità. Insomma, vediamo come andrà la questione, quindi sicuramente fai bene a tenere alta l'attenzione, perché non è una vicenda che riguarda due persone. No, poi qua ti ripeto, c'è anche un aspetto grave tra i tanti, che è quello che mi ha confermato un collega di lunghissima esperienza come Gian Loreto Carbone, che certifica che c'è stato uno stop, una pressione, un impedimento a raccontare le cose che poi sono venute fuori con tanti anni di ritardo, tanti anni dopo. Questo è grave. E su questo credo che si debba fare chiarezza, no? Intanto però ti lascio veramente un minimo di tempo per dirci anche cosa succede di importante alla Camera come scopo principale di questa rubrica questa settimana. Lascio fuori il discorso del 25 aprile perché veramente mi sembra tempo perso, con tutto il rispetto, tempo perso per la discussione, non per la data in sé, sia chiaro. Per cui cosa c'è di importante questa settimana, Riccardo? Questa settimana diciamo che la cosa più importante sarà mercoledì l'audizione del ministro Fitto, che verrà ad aggiornarci sul PNRR. Come sapete è stato oggetto di grandi polemiche, ancora vedevo i giornali stamattina, e lo è ancora per diciamo, la terza tranche di finanziamenti che l'Italia non sta ancora prendendo, con tutto quello che ne consegue sulla revisione dei progetti, sulla richiesta di maggiori tempi, eccetera. Quindi quello per me è il momento più importante. Poi avremo la discussione di alcune mozioni sull'energia nucleare, sulla siccità, la conversione di un accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, ma diciamo non abbiamo nessun decreto, quindi nessun provvedimento diciamo del governo da convertire questa settimana. La cosa più importante, secondo me, dal punto di vista politico, sarà appunto l'audizione di Fitto. Bene, allora grazie anche per la sintesi e Riccardo, ci risentiamo come minimo lunedì prossimo, se non prima. Buona settimana, buon lavoro anche a te, grazie mille. Un saluto a tutti, ciao. Qui Parlamento.